Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Passo Fedaia, versante bellunese, quindi fra le Dolomiti di Fassa. Andremo a fare un percorso interessantissimo, il sentiero geologico di Rabba, ma non faremo la versione originale perché è molto lunga, bensì una di quelle che vengono proposte come ridotta, la più bella, e cioè il sentiero storico panoramico. Prima tappa, il rifugio Padon, da dove comincia il sentiero geologico. Qui inizia il sentiero geologico di Rabba, variante storico-panoramica. Panoramica perché una visuale come questa della Marmolada è veramente molto rara a vedersi. Storica perché questo sentiero è la naturale prosecuzione del Viel del Pan, il percorso che veniva utilizzato nell'antichità per scambio di merci, soprattutto il pane, da qui il nome Viel del Pan, il viale del pane. Prossima tappa, il rifugio Gorza a Porta Vescovo, a circa 1 ora e un quarto da qua. Siamo arrivati al bivio di Prede Padon. Entrambi i sentieri portano a Porta Vescovo, ma noi seguiamo quello a sinistra perché c'è scritto Sentiero Geologico di Rabba.
Lungo il percorso ci sono diverse tabelle che vengono chiamate stop, tutte numerate, questa per esempio è il numero 17, e che raccontano un po' la storia della geologia di queste parti. Assieme al panorama qui per esempio c'è la Marmolada. Tratto molto esposto. Abbiamo terminato il tratto attrezzato e questo pezzo di sentiero geologico è da considerarsi per escursionisti esperti.
Eccoci arrivati a Porta Vescovo. Il nostro sentiero geologico di Arabba termina qui. Adesso scendiamo giù fino al Passo Fedaia. Stiamo per arrivare al lago Fedaia e dietro di me sullo sfondo si vede la promenade lungo lago che faremo per andare a recuperare la macchina. Fresco? Bellissimo. Com'è? Si perde l'equilibrio perché ti viene addosso il vento. Ah, che meraviglia. Bella fresca? Fantastico. La promenade lungo lago sta per concludersi. Il sentiero geologico di Arabba è un percorso molto bello e interessante. Attenzione soltanto ai 3 tratti attrezzati che sono per escursionisti esperti. Noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot.
dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Authors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.